La decisione del DAP di inviare agli arresti domiciliari nella sua Palermo Francesco Bonura, in regime di 41 bis, esponente di spicco di Cosa Nostra, e di Pasquale Zagaria, fratello del più celebre Michele Zagaria, inviato agli arresti domiciliari non nel suo paese di Casapesenna ma a Pontevico nel Bresciano, ha scatenato una marea di contestazioni, di critiche, di rilievi, ma anche di tanta amarezza, soprattutto da parte dei familiari, delle vittime, di tanti uomini, di tante donne caduti sotto i colpi della mafia e della camorra. A queste critiche, a questi rilievi, a queste contestazioni hanno dato grande voce due magistrati, Catello Maresca e Di Matteo, i quali sostengono, criticando questa decisione del DAP, che è un precedente assai pericoloso perché potrebbe innescare altre situazioni analoghe, altre decisioni analoghe, sostenendo che il DAP avrebbe potuto seguire, scegliere altre modalità, avrebbe potuto inviare a strutture carcerarie che hanno un buon centro per curare coloro che in carcere soffrono di patologie gravi. Premetto che io non sono un giustizialista. Per me l'uomo va sempre salvato, va sempre messo nella condizione di potersi riscattare, di poter cambiare, e l'uomo può cambiare. Ma voglio sottolineare che la certezza della pena è un elemento importante per dare un segnale all'opinione pubblica, ma anche perché la pena, data in maniera giusta, equilibrata, costituisce un percorso di riscatto, di catarsi, di purificazione, di conversione, e permette al detenuto di ridare alla società il maltolto. Insomma, anche di fare un percorso che porta il detenuto a capire quanto male ha fatto agli altri, quanto male ha fatto alla società. E questo male bisogna pagarlo in maniera equilibrata e giusta. E poi questa decisione del DAP è una grande offesa alla memoria di tanti uomini, di tante donne che hanno pagato con la vita il loro senso di giustizia, la loro voglia di contrastare il male, la grande voglia di costruire una società più giusta, onesta, dove i diritti non siano calpestati e dove i doveri vengano osservati. Quindi è un'offesa a quanti hanno dato la vita, e poi un'offesa ai tanti familiari delle vittime che hanno diritto a vedere i loro congiunti, i loro familiari ricordati e rispettati.